Amici di Diretta Sport, buon pomeriggio dal Paladante di Sesto per assistere alla nona giornata del campionato di Serie A2 Girone B di Futsal, numero 23 la Medica e con la maglia numero 10 verifica di Francini. Adesso subito la conclusione con la risposta di Nicola Muscas, il numero 5 Davi, ancora l'offensiva della formazione ospite con la conclusione di Curri. Davi sul punto di battuta, calcio d'angolo, pallone messo fuori, c'è la conclusione di Sacchet dalla distanza. Calcio di punizione, Davi sul punto di battuta, parte Davi direttamente col destro, c'è il gol, si apre la barriera, passa dove non dovrebbe passare il pallone, dove Muscas soprattutto non può arrivare. E bastano 2 minuti. Lamas, ancora Lamas, la sterzata, Lamas, la conclusione e c'è il pareggio del Città di Sesto con Nicolas Lamas da quando sono trascorsi neanche 3 minuti di gioco. Numero 1 Isolano, adesso Azzeni di testa, cerca la spizzata, adesso palla di ritorno per Sacchetti, il miracolo di Nicola Muscas. Curri ha rischiato il quintetto iniziale, mister Ceppi, adesso scivola a square, c'è la conclusione deviata sul destro di Sacchet, in porta, adesso a square perde lui il contrasto, palla dalla parte opposta per Sacchet, ancora il pallone di ritorno, Bueno, la deviazione doppia, adesso Cau 1 contro 1, c'è Bueno in profondità, le finte di Cau, prova lui il destro sotto le gambe di Sacchet, il miracolo di Bellobuono, non è dentro, Davi capisce ancora tutto, arriva a square, non c'è fallo, si riparte, pallone buono per Signori, la sterzata dei Signori, poi c'è la conclusione, Muscas ancora messo in movimento il pallone, adesso Renan in anticipo, il dribbling di Renan, tenta la conclusione, Azzeni ancora all'indietro, poi il lancio lungo dove arriva a destinazione per Lamas, poi la conclusione di Azzeni, il dribbling di Renan che poi viene fermato, Ramada non riesce però a fermare Sacchet, c'è il 3-1 per la formazione viterbese, per la formazione ospite, ancora con Sacchet, ancora Lamas, pallone dentro per Renan, sotto porta Azzeni, prova la deviazione, adesso palla in mezzo, ancora Bueno, palla in profondità dove arriva Azzeni, c'è l'intervento in scivolata, Azzeni mantiene ancora il pallone, l'intervento in fase difensiva, lancio lungo, Bueno la mette giù col petto, arriva Azzeni dalla parte opposta, ancora parte Sacchet, Muscas, la palla rimane là, sfugge all'estremo difensore Muscas, dopo il bel primo intervento arriva la deviazione di La Medica. Adesso Davi dentro per Sacchet, c'è il gol ancora di Sacchet che prende le spalle di Renan e supera ancora Muscas. 3 contro 3, Lamas porta palla allo scarico per Bueno, ancora Bueno all'indietro per Renan, la conclusione deviata, si esce ancora in calcio d'angolo, adesso il pallonetto, arriva Bueno a colpo sicuro, la deviazione di Bellobuono. Potrà essere nuovo della categoria, ma in quanto a abnegazione, voglia e qualità atletiche non è secondo a nessuno. Adesso scivola Nana, ancora Bueno, la giocata di Lamas, palla che ha già superato la linea del fallo laterale, Renan. Adesso Bueno ancora per Lamas, c'è la conclusione e c'è il miracolo di Bellobuono. Ora l'intervento di Renan, quindi si riparte dalla parte opposta ancora con Casu, il sinistro. Giocatore poi c'è la conclusione di Lamas sul fondo, palla tra le linee per lo stesso Signori, pallone di ritorno, ancora palla sul secondo palo, o meglio nel centro della porta dove arriva il sesto gol per la formazione ospite con il numero 10 Curri di scivolare. Adesso palla dentro, c'è il gol di Renan, per il 6-2.
Sbaglia questa volta Cau, la porta è vuota e c'è il gol ancora di Sacchet. Cau per Renan, c'è Azzeni libero, il tocco con l'esterno di Azzeni bloccato da Bellobuono. Lo scarico di Lamas per Kaupala dalla parte opposta dove c'è Azzeni, prova ancora Azzeni con la destro, palla bloccata in due tempi da Bellobuono. Termina praticamente così la partita con il possesso palla della formazione ospite. Si conclude con il risultato di 7-2 in favore dell'Active Network.